Ma possibile che non si può dire che manca a pescare? Proviamo se perché ora ci spio. Senta, cortesemente, l'ufficio della OPA. Secondo piano a destra? Ah, secondo piano? Sì, sì. Ah, grazie, grazie. Allora c'è chiaro. A che nasce, a che nasce? Ah, io che sei avanti, mi hai fatto tutti questi scaloni. Per niente. In fondo a destra, in fondo a destra. Ah, che c'è scritto OPA. Organizzazione pescatori abusivi. Faccio tutto io. Avanti, avanti. Permesso? S'accomodi, s'accomodi. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Senta, io sono il signor Lattuca. Piacere, piacere. Sono venuto qua, siccome sono un amante Sì, della sì. pesca con la cimenta, Sì, ogni sì. tanto me ne vado nei scogli, più che altro, per passare parecchio tempo. E ora non può fare più. Ma perché è uscita qualche legge in vigore? Certamente è uscita la OPA, Organizzazione Pescatori Abusivi. Ma allora non si può più manco pescare, manco con la cimenta. E caro signor Lattuca, lei a sapere quando ci mette mulinetti e altri oggetti che non è specifico, che pigliano pesci, tutti i onni ci sono. Ma allora la posso aiutare sta cimenta? Ma con giudizi, Tu dici che non si può pescare più? io non ci sto dicendo che lei non può pescare, io ci posso consigliare come deve fare. Allora perché ci sogno in questo ufficio? Allora c'è qualche rimedio? Ma certo che c'è, certo. E chi sa fare? Chi sa fare? Innanzitutto lei mi linghi questo modo, ci mette l'indirizzo a via e poi noi ci rilasciamo i tesserini. I tesserini? Non vuole pescare lei? Certo. E in questi tesserini che noi altri ci rilasciamo, lei paga le tasse per ogni Ah, mi tesserino. sono una tazza ora magari per pescare in dei scogli. Non è che è una tassa. Chi sapeva chi sono io? Ma non è che è una tassa, è per frenare l'abusivismo. E come vi siete chiesto queste tesserine, mi scusi? Per esempio, oggi lei vuole pescare sarde, perché si porta tesserino di sarde? Quando siete di famiglia? Noi ci siamo 5. Oh, allora, quando lei ha pigliato 1,5 kg di sarde, già bastano. E su pigliano frattempo capisco chi sa, c'è due saure, due uova, due cigli. E no, io bello, lei la chitarra a mare, perché da è nata lei riuscì un tesserino di sarde. E sono su muccia. Caso piscono, paura, una multa ci si mette una cimenta e un tesserino. E io sai che la storia è buona per davvero, eh? E certo, per esempio, oggi a lei ci viene cuore di mangiare un broro, perché si porta un tesserino di un broro. Da così lei mangia chi non ci patisce, capito? E quando si paga per tesserino? A secondo, perché usavi i picchi su tanti e ogni picchi ha un suo prezzo, e così sui E tesserini. pure chi se lei, no? Ci faccio vedere chi non dei uomini, dei sauri, dei cicchi, dei stumi. Per esempio, chi non è saure Chi non dei sauri ci viene 100.000 lire all'anno. e chi non è uova, Chi non dei uomini è a 25.000 lire all'anno. i stumi Gli stumi sono, mi pare, a 45.000 e lire. chi non è cicchi. I cicchi, quando in chiappa, sono a 100.000 lire all'anno. Gli care. E i puppi. Chi non è proprio costa più picca, sono a 5.000 lire all'anno. Per quanti stringiamo? E io sai che la storia è troppo buona. La soluzione la dobbiamo pigliare, no? E su uno non ne piglia niente. Che passerà la pescaria se vuoi catannare? Ah, bella chissà, per davvero. E che vuole, signor Lattuca, schizziamo. Allora, che tesserino ci rogno io? Basta, per il momento, sai, c'è da riflettere. Ah, me l'avevo scordato. E se uno vuole pigliare 4 cozze alla playa, ci vuole tesserino. No, per cozzolo non c'è niente. Ah, no. Allora sai che ci dico? Perché ora comincio a pigliare i cozzole. Cozzole? E mi mangio forza le cozzole. E i pesci? Lo capivo? E i pesci? Cozzole! E i No, tesserini? cozzole! E i pesci? No, cozzole! E i pesci ne vuole? Cozzole! Ah. No! Come no? Cozzole! Quali Cavolo, è pesci? nata che Cozzole è mangio! cagnizza, per pigliare sti tesserini. Cozzole! E perché se non ha Cozzole pigliato da cozzole? paga! Ma come poteva dire che era cozzolaro?